Lo Slow Tour è arrivato in Emilia, terra di motori, patria del metal mezzadro, il contadino che passava dalla meccanica all'agricoltura, dal trattore al motore. Qui tutti mi fermano per strada, per via di Astore, la mia moto d'epoca, con tanto di forme di grana padano. Anziani che mi fanno vedere le foto delle loro moto di gioventù, ma anche giovani signorine che apprezzano il design. Mi piace. Un'altra tappa del nostro viaggio per la pianura padana. Uno slow tour padano. In realtà io voglio arare tutto il territorio padano alla ricerca dei prodotti enogastronomici, alla ricerca delle eccellenze. E oggi sono arrivato a Modena. Beh, ma Modena è una capitale dell'enogastronomia italiana, tanto che i precetti agricoli stanno scritti sulla cattedrale. Lassù il primo sta facendo legna, il secondo sta seminando, il quarto è qui che sta pigiando e il terzo è curioso perché il terzo ha una botte. Cosa servirà? Certo, per il vino, ma non solo per il vino. La storia dell'aceto balsamico è antica, ma qui a Modena ufficialmente la svolta avviene in un luogo preciso. Il luogo è questo. Nel 1598 Cesare d'Este arriva a Modena e mette la sua acetaia lassù, in quella che sarà la torre del Palazzo Ducale. Da qui si diffonde per tutto il territorio la cultura dell'aceto, che da metà del Settecento diventerà ufficialmente balsamico. Ma la storia più bella succede attorno al 1860. Arriva a Modena il re Vittorio Emanuele con Cavour, assaggiano l'aceto, che buono, lo portano a Torino, vogliono la loro acetaia a Torino, solo che l'acetaia a Torino non funziona, assolutamente va a male. E allora il signor Francesco Agazzotti di Modena, con bell'accento modenese, veramente ha scritto proprio con l'accento modenese, spiega esattamente: maestà, l'aceto balsamico è di Modena, può venire solo a Modena. Ma perché si fa solo da queste parti? Qual è il legame col territorio? E soprattutto, da dove viene la tradizione? Allora Franco, figlio di Egidio, nipote di Celestino, a sua volta padre di Francesco, fanno l'aceto balsamico di Modena da generazioni. Franco, cosa fai lì? È pericoloso, vieni giù. Ma io devo controllare le mie bambine, c'è tutto a posto. Le tue bambine sono le tue botti. Scendo subito. Senti Franco, mi risulta storicamente che tutto è nato da un ditino. Sì, quando ero piccolo mi piaceva andare col papà nei solai dove c'erano i barili e credevo di nascosto, ma il papà comunque lo sapeva, infilavo il dito dentro i barili per assaggiare questo nettare meraviglioso. Questa cosa l'hanno fatta anche i miei figli. Quando io mi piegavo sui barili, li vedevo di nascosto con le dita nei barili. Beh, e tu però non li hai sgridati. Ma per carità, perché ero io piccolo. Esatto, perché lì passa l'imprinting, nel DNA entra. Se tu glielo fai amare fin da piccoli, è un amore che si portano avanti per tutta la vita. Com'è che è diventata
una passione diffusa in tutta la zona, in tutto il territorio. La gente se lo fa veramente in soffitta, ci tiene. Non c'è una spiegazione nel DNA del modenese. Bene, abbiamo quindi stabilito che nel sangue dei modenesi c'è l'aceto balsamico. Mi porti nel luogo del delitto, la soffitta? Certo. Stai attento alla scala, eh? Vabbè, la scala, ci vuole per andare in soffitta la scala. Però è piccolina. Allora, qui siamo nel Sancta Sanctorum, cioè la soffitta. Il procedimento si parte... Si parte dal mosto di uva. Mosto di uva? Sì. Che uva? Trebbiano bianco di Spagna. Che può venire da tutte le parti del mondo? No, assolutamente. Rigorosamente deve provenire dalla provincia di Modena, perché è una DOP. DOP, denominazione d'origine protetta. Tutto il processo deve avvenire in un territorio specifico. Il mosto va cotto a cielo aperto, significa che sono caldaie non chiuse, e va concentrato. Concentrato proprio perché noi abbiamo bisogno di tanti zuccheri. Cioè aumentano gli zuccheri che fermentano grazie ai lieviti che trasformano gli zuccheri in alcol. Ma non è finita. La prima squadra di bestioline, i lieviti, cominciano a trasformare gli zuccheri in alcol e poi a un certo punto col tempo telefonano e arriva la seconda squadra di bestioline. Bravo, che sono gli acetobatteri. Sì. Si accorgono che ci sono queste molecole di alcol e cominciano a mangiarsele. E quindi diventa aceto. E diventa aceto. Aceto che deve invecchiare nella soffitta padana, maturare, soffrendo per il clima impossibile di queste zone, caldo d'estate, freddo d'inverno, nella batteria. Se guardi sul vocabolario la parola batteria, c'è scritto strumento musicale oppure gruppo di cannoni, ma non è il tuo caso. No. Cos'è la per batteria? noi la batteria è la fila di barili. Queste file che tu vedi sono batterie. Ah, ecco, dai. Qui facciamo prima, guarda. Sì, questa allora, devono essere almeno 5 barili. è la batteria didattica per o i bambini oppure gli anziani. Sì. L'aceto deve attraversare tutti i barili a scalare perché noi dobbiamo rabboccare quello che d'estate con l'evaporazione si perde. Calano i livelli, per cui partendo dal piccolino si prende quello che gli serve da quello successivo e via via fino all'ultimo, e si fa questa operazione per 25 anni prima di poterlo prelevare dall'ultimo bariletto. 25 anni. Quindi bisogna avere una mentalità davvero plurigenerazionale. Poco moderna. È poco moderna perché non capitalizzi subito. No, assolutamente. Noi dobbiamo avere tanta pazienza. Ma attenzione, l'aceto balsamico tradizionale di Modena ha un fratello, un tipo che ha un carattere più pratico, attento alle esigenze di tutti i giorni. Comunque, figlio della stessa mamma, la tradizione, e dello stesso babbo, il territorio, e che abita nella stessa casa, cioè il consorzio. Si tratta dell'aceto balsamico di Modena IGP, che vuole dire indicazione geografica protetta. Franco, scusa, qua invece le botti sono tutte uguali e un po' più grosse. Sì, perché qui non parliamo più di aceto balsamico tradizionale di Modena, DOP, ma di aceto balsamico di Modena IGP. La differenza? Differenza è che non c'è più un solo ingrediente che è il mosto di vacotto, ma c'è anche l'aceto di vino. Questo deriva da sempre una tradizione modenese che avevano le famiglie per avere un prodotto per uso quotidiano, perché tradizionale se ne faceva poco, c'era bisogno di più aceto balsamico. Quindi si prendeva una parte di aceto vecchio, che era quello tradizionale, e si aggiungeva mosto cotto e aceto di vino, e quello era l'aceto balsamico che si usava quotidianamente. Per condire? Per la tavola cucinare, di tutti i giorni? Esattamente. È pronto questo? Allora, intanto tu vedi che i barili sono tutti aperti, perché dobbiamo sempre favorire il processo di ossidazione, di evaporazione per l'invecchiamento. Usiamo questo arnese che si chiama saggio per pescare l'aceto dal barile. Ma anche perché lo può usare solo uno saggio, se lo facessi io Un po' tutti e due. sarebbe un disastro. Dai. Ecco, tu vedi come è bruno, come è lucido, come è brillante. Quanto tempo ha questo aceto? Questo ha più di 3 anni. Quindi è già diplomato. È già un aceto balsamico di Modena IGP invecchiato.
Franco, no, il dito nel barile, per carità, non sono un bambino. Allora guarda, assaggialo da qui. Ma me lo fai almeno sporcare il dito? Ma dai, ma è dolce, ma anche giustamente acido, tosto. Deve essere un aceto. Franco, scusa, un'ultima domanda. Ma quanto aceto fai tu in un anno? Intorno alle 150.000 bottigliette che equivalgono a 40.000 litri l'anno. Siamo molto piccoli. L'azienda familiare di Franco è piccola, ma il successo mondiale dell'aceto balsamico di Modena IGP è così grande che c'è chi lo produce in grandissime quantità. Com'è che oggi siamo arrivati a tini come questo, alto 8 metri, che tiene 275.000 litri e ha una produzione all'anno di 95 milioni di litri di aceto balsamico di Modena IGP? Come è successo e perché è successo? I motivi sono due principalmente, molto semplici. Il prodotto è molto buono e i produttori, gli imprenditori modenesi sono molto bravi. Ed è successo che già nell'Ottocento, a fine Ottocento, ci sono i primi segnali importanti. Cosa hanno fatto questi produttori? Hanno portato un prodotto nato in famiglia e utilizzato, consumato per millenni in famiglia, nel mercato. L'hanno fatto conoscere in tutta l'Italia e poi a fine Ottocento, il primo momento importante, l'Esposizione Universale di Parigi, 1889, il prodotto viene conosciuto in tutta Europa. Ma ne parli come se fosse un'opera d'arte. Davvero questi prodotti tipici, l'aceto balsamico di Modena, come tanti altri, sono delle opere d'arte perché sono invenzioni. Non esistevano e la storia della tradizione di un posto, la cultura di un territorio e le famiglie hanno creato queste grandi invenzioni. Certo, la gente qui è tosta, ha sempre reagito a tutto. Detto per inciso, qui il terremoto del 2012 ha picchiato duro, tutto distrutto, quindi tutto è ripartito dopo. I modenesi hanno un carattere IGP, che in questo caso sta per iperattivismo genetico produttivo. E infatti, dopo la ricostruzione, c'è stato un boom di produzione. Senti, ma nonostante questa produzione quantitativa, il rapporto col territorio resta. Assolutamente, è essenziale, l'elemento principale. Cioè l'aceto balsamico di Modena è un IGP, un'indicazione geografica protetta. E la zona di produzione, che è quella di Modena e di Reggio Emilia, le due province, è l'elemento essenziale per avere il riconoscimento e per poter produrre. Questo vuol dire che le aziende devono per forza, necessariamente, essere site in queste aree. Cultura e natura. A proposito di clima, posso dirlo, sono nato a pochi chilometri da qua. Questa zona ha un clima pessimo. Pessimo per l'uomo, ottimo per l'aceto balsamico. Perfetto, almeno. È una consolazione. Allora, purtroppo non stiamo trasmettendo in odorama, ma qui il profumo è una meraviglia. Qua l'aceto balsamico IGP invecchia per i 3 anni necessari perché possa essere appunto commercializzato con questo nome, invecchiato, che si vede sulle etichette del prodotto. Fino a 3 anni è affinato. Esattamente. Da 3 anni in poi invecchiato. Questo è il nome previsto dal disciplinare per il prodotto che passa in botte almeno 3 anni. Il prodotto invecchiato diventa più rotondo, più morbido, più complesso, più corposo, come i grandi vini invecchiati. Più o meno i cambiamenti sono gli stessi. Tradizionale o IGP, per invecchiare l'aceto balsamico ci vogliono comunque le botti. E per fare le botti ci vogliono i mastri bottai, come Gianfranco.
che differenza c'è fra i vari legni e quali legni usi per fare le botti per l'aceto balsamico? Ogni legno dà qualche sapore diverso, dà traspirazione diversa. La batteria consiste appunto in una serie di botti diverse che richiedono legni diversi. I legni più traspiranti sono il gesso e il ciliegio. Se per le botti grandi, che devono essere traspiranti per far asciugare l'aceto, servono legni teneri, per quelle piccole invece servono legni duri per mantenere l'aroma. Nelle più piccole il rovere, assolutamente, l'acacia e anche il ginepro. Ma i legni devono essere comunque tamugni, come si dice, cioè tosti. Cioè la trama del legno. La trama del legno, la crescita, le anelli. Quando cresce deve essere fitto. Cioè anche la pianta, come l'aceto, deve crescere in modo slow, lento e progressivo. Soprattutto io uso i legni dei nostri colli, cioè delle montagne nostre, di Modena, Reggio e Bologna. Comunque una volta che uno ha scelto il legno per fare una botte, deve poi fare la botte. Sembra un po' come Pinocchio. Il processo è complesso. Si prende la parte più interna del tronco, da cui si ricavano le doghe, che poi vengono piegate col vapore. La cosa fondamentale della botte è che non si deve mai perdere la venatura. Poi viene il bello. E poi devi fare la botte. Che viene composta e assemblata dentro ai cerchi metallici rigorosamente fatti a mano, che tengono assieme le doghe. Perfetta. Scusa, è precisissima. Io faccio fatica anche al tatto a ricostruire le doghe. Cioè ormai tu hai fatto, come dire, un pezzo di legno che sembra nato così. La passione per l'aceto balsamico tra i modenesi non accenna a diminuire, anzi. Senti, e chi è che viene a comperarti le botti? Un sacco di giovani ultimamente anche, che partono e sono bravi. E poi a Modena non si sa quando, non sono censite le città che ci sono a Modena. Ma come mai l'aceto ha preso così tanto a Modena? Per me è nel carattere del modenese. Ci vuole un matto a aspettare 25 anni prima che venga pronto un prodotto. Ma cosa dice? Se lui stesso nel retrobottega ha una batteria completa. Gianfranco, t'ho sgamato però, perché dici che ad aspettare 25 anni per fare un'acetaia bisogna essere dei matti, ma ce n'è anche tu. Certo, uno lo fa quando nasce il figlio e poi così la cresce come cresce il figlio. E questa è quella di tuo figlio? Sì, questa e questa qua. Perché hai 2 figli? Sì. Ah, ecco, una per ogni figlio. Se io volessi farmi un'acetaia, cosa mi costa una batteria di botti? Più o meno una batteria da 5 costa dai 900 ai 1100. E poi ci vuole il contenuto, non basta la batteria. Vabbè, dopo va riempita e d'accordo. E mantenuta. Certo. Come un figlio. Allora, l'acetaia è proprio come un figlio, perché va concepita, diciamo così, e fatta e poi mantenuta per almeno 25 anni. Ah, sì. Torna praticamente. Torna perfettamente. Qui in periferia di Modena, Astore diventa una macchina del tempo e mi porta in un'altra epoca, un vero villaggio di terramaricoli. E io sono qui per capire com'era la pianura padana 3500 anni fa. Alessia, dove siamo? Siamo a Montale Rangone in provincia di Modena. Ci troviamo al parco archeologico della Terramara. Senti, ma chi erano questi terramaricoli? Cioè, da dove venivano? Magari zona dei Carpazi, in Ungheria ci sono tanti paralleli archeologici simili a questo. Ma perché si sono fermati qui in pianura padana? C'erano ancora boschi e foreste principalmente. La famosa foresta planiziale, cioè la foresta in pianura. Sembra incredibile, ma qua era pieno di alberi. Peccato che i primi padani, in termini di conservazione delle risorse, assomigliavano a noi, ai padani di oggi. Perché, vero Alessia, a un certo punto questi qua cominciano a disboscare. Ma cosa dico disboscare? Hanno disboscato tutto! Disboscare per poter coltivare era fondamentale per loro. E il metodo era appunto tirare giù l'albero e poi, vabbè, usare il legname e i ceppi che rimanevano incendiati. Sì, questo rendeva anche il terreno più fertile, perché la cenere che rimaneva lo rendeva più produttivo in qualche modo, lo avevano capito già.
Non ho mica detto che fossero scemi, erano intelligenti. Per esempio, sfruttavano la risorsa idrica. Abbiamo parlato di età del bronzo, ma in Pianura Padana è sempre stata l'età dell'acqua. Di la verità, Alessia, erano bravi a bonificare. Erano bravi a deviare l'acqua dei torrenti e dei fiumi, quindi naturali, per creare dei grandi fossati difensivi che erano anche delle riserve d'acqua, da cui addirittura partivano delle canalette che andavano ad irrigare i campi, quindi erano bravi. Ma c'è di più, perché i nostri antenati non erano mai contenti. In realtà, i primi terramaricoli hanno inventato le casette a schiera, perché guardale, tutte in fila, tutte uguali, sono identiche a quelle che ci sono fuori qua dal perimetro, e hanno inventato anche i capannoni. Ecco, prende forma dal punto di vista antropologico e urbanistico la Pianura Padana. Attorno al 1500 a.C. da queste parti c'è stato un vero boom tecnologico. Alessia, ma questo qua è un aratro. Hanno attaccato all'aratro i buoi, antenati del trattore. Quindi hanno moltiplicato la produzione, hanno moltiplicato la terra coltivabile, si sono moltiplicati loro. E quindi, insomma, era tutto secondo, diciamo, una logica, lo sfruttamento della natura e delle riserve. E a un certo punto cosa succede? Succede che c'è, guarda caso, un cambiamento climatico. E questo cambiamento climatico, cioè a un certo punto siccità, li mette in crisi. Fine delle risorse, cambiamento climatico, crisi, mi ricorda qualcosa. Certo, un sistema che crolla è quello a cui noi assistiamo. Solo che i padani di allora cosa hanno detto? Beh, ma qui non ce n'è più, andiamo via, e sono scesi più a sud verso la Toscana. Ma adesso i moderni padani dove vanno? A proposito di storia dell'agricoltura, rispetto alle terramare faccio un salto di 1000 anni e arrivo in un'altra zona archeologica, dove vorrei svelare un vero mistero storico-gastronomico. Eccomi al Parco del Forcello, dove c'è una bella ricostruzione della vita quotidiana degli antichi agricoltori etruschi e dove sono stati fatti diversi ritrovamenti interessanti. Era un fornello portatile. Portatile, aveva queste comode maniglie, era leggero, una coppa attica con la decorazione a occhi e in mezzo un piccolo leprotto. Ma qui avete delle ossa. Abbiamo poi resti di ovini, caprini. Ma di maiale? E anche di maiale. Questi sono di maiale, sì. Sono soltanto una piccolissima parte. I nostri magazzini sono pieni di casse. Pieni di casse di ossa di maiale, ma mai un femore. Pochi femori. Pochissimi femori. Chissà come mai. È tutto molto interessante, però davvero gli archeologi si stanno ancora, come dire, domandando che fine hanno fatto tutti i femori di maiale. Oh! Ma quale misteris? Il prosciutto è stato inventato qui, nel mio villaggio, dagli Etruschi. Ma lei chi è? Io sono Gorgoglione, sì. Il futuro locomon. Ma com'è che avete inventato il prosciutto? Come funziona? È molto semplice. Quando ci diamo Porcus viene ucciso, io prendo le 2 zampe dietro, sì. I 2 femori, li porto nella mia capanna, mia dimorum. Sì. Aspetto 15 mesi, sì. Diventa bello, saporito e mangio questa carne pregiata. Ma dai, io sapevo che l'avevano praticamente inventato i Celti il prosciutto, ma lei invece mi dice che l'hanno inventato gli Etruschi. Vuole dare un morso? No, un morso no, perché questo è molto antico. Se lei ha ragione, risale al 500 a.C. Ecco, sì, che strano però. Questo è un neo del maiale. No, non è un neo, è il sigillo del prosciutto di Parma. Vabbè, ma ha comunque ingerito qualcosa di metallico. Sì, no, io me lo ricordo bene. Il sigillo del prosciutto di Parma che certifica la data della stagionatura.
Va bene, grazie. Arrivederci viaggiatore, buon viaggio. Se vuole un po' di rifemmore glielo do. No, ormai guardi, è già tutto Arrivederci, rosicchiato. vado a seppellire nelle mie capanne. Vabbè, ma effettivamente è una delle ipotesi che vengono fatte, e cioè che gli Etruschi avessero già inventato il prosciutto, per cui i femori erano stati tutti utilizzati per fare il prosciutto. Beh, sarebbe un vero scoop archeologico. Chi l'ha detto che sono poetiche solo le pievi montane? Ci sono anche quelle padane. Questa cappella merita una sosta. Guarda, le soche, cioè le zocche. Questo è un pioppeto che è arrivato a fine produzione ed è stato abbattuto. Il posto ha una sua sacralità, è bello. Poi senti la pace e in fondo i fiumi che scorrono. Uno dei monumenti storico-idraulici più suggestivi della zona, il ponte di barche di San Matteo delle Chiaviche, sull'Oglio, che qui sta per buttarsi nel Po. Qui mi aspetta una sorpresa. Buongiorno, io ti dico ciao perché ci conosciamo da quando sono Maltazzè. Io sono il nipote della Eles. Dai, no! Che bello! Questo signore, quando ero un bambino, io lo conoscevo e conoscevo soprattutto sua nonna. Massimo fa il guardiano del ponte, tutto l'anno e con ogni stagione. E mi spiega che un ponte di barche non è archeologia, è un sistema ancora valido in situazioni come questa. Probabilmente è l'unica alternativa. Un ponte fisso, quando l'acqua va sotto, la strada va sott'acqua di metri e metri, non sarebbe per niente utile in ogni caso. Mentre invece il ponte di barche si autoregola, va su e giù. Sale e scende in base al livello dell'acqua. Perché qui siamo in Golena, cioè nella zona tra il fiume e l'Argine, la valvola di sfogo delle inondazioni, che sono sempre più repentine. Qua l'olio l'abbiamo visto crescere anche 36 cm all'ora. Su quella casa bianca, che è una vecchia casa cantoniera, erano stati segnati i livelli delle piene. Sopra la finestra c'è quella del 2000 che indica il livello dell'acqua dove era arrivato, e sul tratto stradale c'erano 8 metri d'acqua praticamente. Non ci posso credere, 8 metri sopra la strada, cioè un'apocalisse. Passo sulle assi sconnesse del ponte di barche, costruito negli anni '20, bombardato e ricostruito con residui bellici nel dopoguerra. E sulla riva opposta trovo Fabio, che la terra delle golene, lui le coltiva. Però non è facile coltivare le golene, perché il fiume arriva, passa, va. Le golene possono essere coltivate, ma hanno delle limitazioni legate all'esondazione dei fiumi. Per questo una delle coltivazioni principali è la pioppicoltura. Il pioppeto, la cifra del paesaggio padano, che oltretutto ha una sua precisa funzione. Soprattutto in questi anni in cui abbiamo queste bombe d'acqua che caratterizzano delle piene molto più intense e veloci rispetto ai decenni precedenti, il pioppeto limita la velocità di deflusso e, non avendo ostacoli al suo interno, permette un regolare e normale deflusso delle acque. Qui stiamo scendendo giù. Esatto, stiamo scendendo giù in Golena, vediamo proprio che c'è l'argine maestro di protezione e mano a mano si apre lo spazio prospiciente il fiume, che qui è a 400 metri. Là c'è il Po. Esatto. Quindi questa è una golena, si vede a occhio nudo che è più bassa del resto del terreno e quindi si presta a essere invasa. Guarda che è una zanzara che ti sta girando attorno. Una zanzara, ce ne saranno 50,
Ma Fabio, non ci sono più le zanzare di una volta, cioè in questa stagione non ho mica mai sentite le zanzare. Questa è un'altra cosa che evidenzia il fatto che le temperature medie si sono elevate a tal punto che le zanzare ancora girano e pungono. Solo un sintomo dei cambiamenti climatici che il pioppeto aiuta a calmierare. Il pioppo trasforma ossigeno mediamente nella pianta adulta per 10-12 persone al giorno, trattiene il terreno dalle esondazioni, le foglie trattengono le polveri sottili di cui tanto si sta parlando, e in più sono un polmone per tutto l'alveo padano, che è uno purtroppo delle zone più inquinate che abbiamo in Italia. Dopodiché le piene non sono solo una disgrazia. Queste esondazioni ci portano sul terreno del limo, e questo limo, che è un mix di sostanze organiche e non, porta fertilità. Le piene poi servono ad azzerare i parassiti, per esempio la terribile cimice asiatica. Questa piena ci aiuta perché quando iniziano i primi freddi le cimici vanno nel terreno, la piena poi se le porta via. Scivoliamo nel bosco. Scivoliamo. Le esatto. foglie faranno un gran bene alla terra, ma mi fanno cadere per terra. Oh, eccolo qua. Senti, presentami questo pioppo, quanti anni avrà? Questo ha 8 anni. 8 anni. Vabbè, vale elementari. Ma quanto ci impiega un pioppo a svilupparsi? 10 anni, mediamente 10 anni. La caratteristica del pioppo è quella di svilupparsi velocissimamente. Un faggio ci metterebbe il doppio, un abete anche 6 volte di più. Quindi il pioppo è molto produttivo. Del pioppo non si butta nulla. La parte nobile, per cui il calcio, la parte più bella e più grande, viene utilizzata per la sfogliatura, per i compensati, e la parte alta, le ramaglie, vanno per la cartiera, una parte viene fatta a cippato, che sono tutti i rametti che vengono utilizzati invece per la biomassa, per cui dalla pianta non si butta nulla. Visto che sei presidente dell'API, Associazione Pioppicoltori Italiani, dammi qualche dato di quanti soldi parliamo quando parliamo della pioppicoltura. La filiera del pioppo legata al legno arredo, per cui la trasformazione che noi abbiamo col design italiano raggiunge dei valori importanti, parliamo di circa 40 miliardi di euro all'anno. Mantova, sono arrivato a Mantova, guarda lo skyline di Mantova, il castello di San Giorgio, la cupola di Sant'Andrea, i laghi, Non si vede niente, lo so, Mantova ci ha accolto, diciamo, col suo miglior clima. Mantova spesso è così, perché Mantova è una dama velata, velata di nebbia, che in qualche modo nasconde le proprie bellezze. Insomma, diciamo che adesso, secondo il meteo, dovrebbe alzarsi la nebbia e vediamo meglio, perché Mantova è una città bellissima. Castello di San Giorgio, Piazza Sordello, Palazzo Ducale. I Gonzaga, che hanno fatto fare questo bel palazzo, all'inizio erano dei contadinoni, dopodiché sono diventati ricchi e famosi perché erano soldati di ventura, perché allevavano cavalli, eccetera, eccetera, ma comunque la loro forza, la loro ricchezza, che hanno onestamente poi reimpiegato promuovendo le arti e il Rinascimento, viene dalla terra. Questa i mantovani la chiamano Piazza Pallone, ma guarda, guarda, vieni, una di quelle finestre lì, non mi ricordo, forse quella là, è lo studiolo di Isabella d'Este. All'inizio del Cinquecento arrivavano i nuovi prodotti dall'America e tra Isabella a Mantova, sua sorella Beatrice alla corte di Milano e suo fratello Alfonso a Ferrara hanno provato tutte le nuove colture. Era tutto uno scambiarsi sperimentazioni agricole. Ti mando questi meloni, prova a piantarli, vedi come vengono. Ma questi semi cosa sono? Ma come va il riso? Incredibile. Quello è stato il vero rinascimento dell'agricoltura italiana, padana, ma cosa dico, europea. Perché Mantova allora era veramente una capitale europea.
Mantova, guarda mo. Allora, rotonda di San Lorenzo, siamo attorno al 1000 d.C., poi laggiù però vendono le zucche. Bene, e poi Sant'Andrea 1472, Leon Battista Alberti, e poi il Palazzo della Ragione, e poi laggiù vendono anche la sbrisolona. Sì, il salame mantovano invece è quello proprio, lo vendono là. Ma Mantova è così, è un insieme di arte, di prodotti, il territorio che si confonde con la storia, 400 anni di Gonzaga e poi l'agricoltura. Questa è Mantova. Mantova è cultura e stomaco, storia e terra. La prima chiesa di Sant'Andrea l'ha fatta fare la mamma di Matilde di Canossa. Quello è il campanile della chiesa benedettina che ha resistito, e questa è una schiacciata, o meglio schiacciatina, o meglio chisulina, tipica mantovana. È fatta con lo strutto. Virgilio era di queste parti, nato nel 70 a.C. Scrive Virgilio nelle Georgiche: prima di solcare con il ferro un suolo sconosciuto, si badi di osservare i venti e i vari aspetti del cielo e le culture a vite e la natura dei luoghi e cosa una natura produca e cos'altro rifiuti. Qui vengono meglio le biade, là le viti. In pratica Virgilio ha inventato il terroir. Piazza Sordello, il Duomo, Palazzo Ducale, che è stata la reggia dei Gonzaga dal 1300 al 1700. La reggia, la corte dei Gonzaga, perché lì i Gonzaga sapevano vivere, erano dei bon vivant. Per i Gonzaga il cibo era molto molto importante. A proposito, sì, è vero, c'erano già sia l'aceto balsamico di Modena che il grana padano. Ma non solo il cibo era importante, proprio il saper ricevere, i banchetti, le feste. Mi piacerebbe aprire una parentesi. Oh, ma lei chi è? La parentesi. La parentesi, ho capito, va bene. Ma la parentesi, ma di chi è parente lei? Io sono Bartolomeo Stefani, il più grande chef che ha avuto qua a Mantova. Stefani fu davvero un grandissimo cuoco. Nel 1662, complimenti, ha scritto Arte di ben cucinare. Cosa mi ha portato? Dica un numero dall'1 a 5. 4. 1, 2, 3, 4, ha vinto questo. Il cappone alla Stefani. Allora, nel cappone alla Stefani, d'accordo, c'è il petto di capone, le erbe aromatiche, la carota, il sedano, ma fondamentalmente c'è l'uvetta, mezzo bicchiere di vino bianco, si presume dolce, e c'è lo zucchero. Qui la cosa importante è la coesistenza dialettica tra l'acido e il dolce, l'agro e il dolce. Ma abbiamo un secondo piatto, lei vuole cambiare degustazione? sì. Il nostro cavallo di battaglia! Sì. Il tortello di zucca! Questo è il vero tortello di zucca alla mantovana, dove non solo c'è la zucca evidentemente, ma anche gli amaretti, la mostarda mantovana di campanine o di pere e la noce moscata. Così come c'era il dolce e il salato qui nella ricetta dello Stefani, c'è qui nei tortelli di zucca, si è mantenuta questa caratteristica. Questi sono i veri tortelli mantovani, conditi rigorosamente solo con salvia, burro e naturalmente grana padano. Ma purtroppo siamo in parsimonia. Sì. Ne abbiamo dati solo 6. Sì, Sua madre ne dava molto di più, forse. Sì, è probabile, però adesso... Ma di mamme ce n'è una sola. Sì, la ringrazio, Bartolomeo. A proposito di mamma, ancora una volta la gastronomia si conferma la chiave di interpretazione del carattere di una terra. La cucina mantovana mescola ruvidezza e dolcezza, la vanga alla carezza, povertà e ricchezza, proprio come la gente padana.
Qui nel Museo Diocesano ci sono varie raccolte preziosissime, per esempio ci sono degli smalti molto rari, delle armature stupende, una raccolta di avori e anche di arazzi. Però io sono qui con un obiettivo particolare. Eccola qua, l'ultima cena delle monache benedettine, c'è tutto, c'è naturalmente Gesù, c'è Giuda cattivo, ha anche rovesciato il sale, che schifo, il Beroi coltr'altare, c'è il cagnolino bianco, puro e fedele, siamo sicuramente a Mantova, guarda, quel pane lì è il pane a baule, tipico di Mantova, e poi soprattutto, guarda, stanno mangiando una punta di grana padano. Oh. E per miracolo si è materializzato Cornelio Marini. Il formaggio abbiamo raccontato come lo fanno, ma io vorrei raccontare anche e imparare come si mangia. E quindi mi tocca un super assaggio di 5 diversi tipi di grana padano, uno per ogni regione di produzione: Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Trentino. Qui abbiamo 5 spicchi di forma, esatto. Ecco, di grana padano riserva. Riserva, vuol dire che è oltre i 20 mesi. Ma io, consumatore, da cosa capisco che è formaggio stagionato? Ci sono dei piccoli cristalli. Questa si chiama tirosina, è un aminoacido che nasce soltanto, Patrizio, dopo che ha avuto una stagionatura oltre 18 mesi. Partiamo col primo assaggio di grana padano prodotto in Piemonte, ma come si fa? Spezziamo a metà, lo mettiamo sotto tutte e due le narici. È l'esercizio del topo, infilarsi nel naso 2 baffoni di formaggio. Io sento un profumo di latte bollito, un pezzettino e un formaggio che si rompe facilmente. Immediatamente sentiamo sulla punta della lingua la sua dolcezza, dopo dalla parte un po' l'acidità, la sapidità, ha una leggera solubilità. Acidità, sapidità, solubilità, a me servirebbe un po' di umidità per mandare giù il boccone. Alta Langa di OCG, metodo classico naturalmente, a base Chardonnay. Oh, latte e vino e son felice come un bambino. Guarda, bellissimo, ho capito quasi tutto. La cosa che però non ci credo che possa essere differente in questo qui piemontese da quest'altro che viene invece dall'Emilia. Dall'Emilia. L'unica cosa è provare. Ecco. In realtà il grana padano è un prodotto omogeneo, fatto comunque secondo lo stesso disciplinare, ma risente delle influenze dei vari territori. Adesso tocca all'Emilia-Romagna. Ecco, si sente qua già un profumo più delicato. Ecco, qua il ricordo non è più verso il latte bollito, mi ricorda più il burro e la panna. Questo è Ortrugo DOC, metodo classico. Scusa, ha detto Ortrugo? Sì. Esiste? E certo, viene da Piacenza, certo. Dai! Col prossimo assaggio ne imparo un'altra. Tu mi dirai perché tutte e due le narici, non basta una sola? Una narice è predisposta per sentire i profumi legati all'acidità e un'altra narice è predisposta a sentire i profumi dolci. Questo è grana padano veneto. Latte acido, sì, che ricorda lo yogurt, si sente una nota di tostatura come quella della nocciolina. Sono un uomo felice perché sto imparando a fare sia il sommelier che il granatiere. Il granatiere. Quello lì? Questo viene dal Trentino. E in qual caso abbiamo un Trentin grana. Qui vedo una cartolina, guarda, vedo una cartolina. E le montagne. Del Trentino, le montagne. Le mucche che i pascoli, i pascolano. polifiti. Vedo le vacche. Ecco. Beh, qui abbiamo una fienagione particolare, perché qua abbiamo il fieno del Trentino. Allora, c'è l'ultimo. Lombardia? Diciamolo. È mantovano, è mantovano, ecco. Mantova. È mantovano. Sento, qui sento, guarda. Qui sento il casaro, qui sento la mia mamma che lo mette in frigo. La nota di crosta di formaggio, che è proprio un riferimento di una perfetta stagionatura. A questo punto io e Cornelio all'unisono ci sentiamo a casa e ritroviamo la vena poetica vernalocale.
I mantovani, I gammi alla brocca stracca, sassamia da vacca. Ecco, questa è la caratteristica. Traduzione simultanea. Non siamo sazi se non abbiamo in bocca sapore di formaggio. l'immancabile Lambrusco mi mette in confusione, ma mi porta a conclusione. Cornelio, pensavo di saper fare nella vita almeno una cosa, mangiare. E invece no, tu hai fatto il miracolo di insegnarmi a mangiare. Questo mi fa un enorme piacere. Allora dedichiamo un bel brindisi al grana padano in tutte le sue forme. Corroborato da questa merenda didattica, nella prossima puntata proseguo lo Slow Tour per raccontare l'agricoltura padana, sospesa fra passato e futuro, tra tradizione e innovazione. Lumaga lumagin, tira fuori il tuo cornin, se ti tiri mia fuori tirerò la pataiola. Funziona!